Buonasera da Loreo, siamo con il sindaco Gasparini per un importante incontro perché c'è questa riunione con la protezione civile, con tutti i responsabili non solo della città ma anche provinciali. E cosa ci dobbiamo aspettare da una serata come questa, sindaco? Abbiamo invitato tutta la popolazione stasera, speriamo siano numerosi perché sarà un'informazione da parte dell'amministrazione comunale, in particolare l'assessore alla protezione civile nella figura di Domenico Cucchiari, che è il nostro assessore, di informazione per quanto riguarda l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile. Roberta Bonafè, vice coordinatrice del distretto Rovigo 1 della protezione civile. Cos'è questo piano comunale? È nient'altro che un librone dove contiene tutto il censimento del territorio del comune di Loreo. All'interno di questo piano è importante che la popolazione conosca quelli che sono i rischi del territorio e andremo soprattutto questa sera a mettere a conoscenza della popolazione quali sono le aree di emergenza. Una serata molto importante per noi perché a marzo abbiamo approvato alcune modifiche al piano comunale, quindi è stato interamente rivisto e quindi rifatto, e questa sera lo presentiamo alla popolazione come previsto poi dalle disposizioni legislative. È giusto che la gente sappia come comportarsi perché tutti noi insieme anche alla popolazione siamo protezione civile e sapere come affrontare e come muoversi con delle emergenze è cosa fondamentale. Principalmente ci concentreremo la serata su quelli che sono gli aspetti relativi alle caratteristiche, ai concetti di rischio, le caratteristiche del territorio in merito proprio alle emergenze.